i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso. Bentrovate a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Libertà, un'altra puntata di Auto da Fè. Abbiamo quest'oggi la possibilità di ricollegarci con un volto, un viso, una voce che molti ricorderanno e conosceranno. Ci siamo sentiti molto spesso nel corso di questi anni, ormai, dall'inizio della guerra in Ucraina. È con noi, lo saluto e lo ringrazio, Ugo Poletti in collegamento. Buongiorno Ugo, grazie intanto. Buonasera a tutti e un saluto da Odessa. Allora, Ugo Poletti è nato a Milano, si laurea all'Università Bocconi, vive e lavora a Odessa ormai da anni, in Ucraina. Nel 2020 fonda The Odessa Journal, odessa-journal.com, un giornale online che è tuttora in piena attività. Per l'editore Rizzoli ha pubblicato il libro Nel cuore di Odessa, del quale abbiamo parlato e che rimane un vivissimo ritratto dell'Ucraina e della città di Odessa in particolare, alla luce anche dei fatti che continuano ad accadere, della cronaca quotidiana. Comunque una lettura ancora consigliabile, direi più che mai consigliabile, e che non ha perso niente della sua freschezza da quando è uscita, ne avevamo parlato a suo tempo, Ugo. Allora, oggi in particolare, la puntata andrà in onda settimana prossima probabilmente, ma oggi, 13 dicembre, è stata una giornata molto dura, credo, sotto il profilo bellico, perché le infrastrutture energetiche ucraine, se non sbaglio, sono state colpite da un massiccio attacco da parte delle forze russe. 200 droni e 93 missili, 81 dei quali sono stati abbattuti, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Si tratta di uno dei più grandi attacchi, ha detto Zelensky, contro il nostro settore energetico. La Russia li rivendica questi attacchi come risposta all'uso dei missili a lungo raggio, gli ATACMS, da parte dell'Ucraina, con il beneplacito statunitense e occidentale. La Russia ha anche affermato che la posizione di Trump contro il lancio di missili americani in Russia da parte delle forze ucraine coincide con la posizione di Mosca, ma ha anche aggiunto che al momento non è possibile sapere se Trump annullerà il permesso all'Ucraina di colpire in Russia con missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti. Questa è solo un'introduzione alle vicende belliche di cui magari parleremo un po' più in dettaglio, ma intanto ti chiedo, Ugo, qual è oggi la situazione dal punto di vista strettamente bellico? Ma la situazione è da mesi non ha delle variazioni particolari, a parte diciamo questa offensiva che di tutti abbiamo parlato. Ci sono quelli che dicono che è stata una buona offensiva, c'è chi dice che è stato un errore, che è stata quella della conquista del territorio di Kursk. Sul fronte ucraino i russi spingono, avanzano e conquistano diciamo ogni settimana qualche pezzo di terreno, perché usano la loro forza, la quantità è schiacciante a loro favore. Ma se uno guardasse la mappa da un livello alto vedrebbe delle variazioni quasi impercettibili, quindi è una vera e propria guerra di logoramento, con qua e là dei colpi di scena. Non è Ucraina, ma quello che è successo in Siria è molto ben collegato a quello che sta succedendo in Ucraina. Quello è stato sicuramente un colpo di scena e certamente c'è un collegamento molto, 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 molto diretto tra quello che è successo in Ucraina e l'impatto che potrebbe avere l'impatto della rivoluzione, della guerra lampo che abbiamo visto in Siria. Quindi la situazione per noi è purtroppo, uso una parola strana, ma è la normalità. Anche questo attacco che stamattina ci ha svegliato e che sicuramente colpisce chi lo legge sui giornali, ma per noi è la normalità. Noi sappiamo di essere attaccati regolarmente, sapevamo che quest'inverno avrebbero attaccato la distribuzione energetica, sì, ed è un obiettivo dei russi che serve soprattutto a colpire la popolazione, perché i militari hanno autonomia energetica, tutte le principali forze, l'esercito è autonomo, non è collegato, non attaccano la spina sull'energia, quella principale, quindi è una cosa che serve a colpire, e sperano i russi a demoralizzare le popolazioni ucraine, ma come dicevo ormai è una cosa a cui tutti si sono
adattati, e quindi anche noi, anch'io personalmente, ogni giorno i blackout e continuo la mia vita normalmente trovando soluzioni. Ecco, ormai andiamo col prossimo febbraio verso i 3 anni di guerra, no? Sì. Il bilancio dei morti di questa guerra ha raggiunto comunque, credo, cifre drammatiche. Non ci sono cifre, credo, totalmente certe. Siamo al 1024esimo giorno oggi dall'inizio del conflitto e secondo le forze armate ucraine, se non sbaglio, sono 719.000 e rotti i soldati russi uccisi o feriti nel paese. Il 2024 sarebbe stato il più pesante per le forze russe, secondo le stime ucraine, con 360.000 vittime da inizio anno. Nel campo ucraino, e queste sono sempre stime di alleati occidentali basate su alcuni report confidenziali emersi nello scorso settembre, sarebbero circa 80.000 i soldati ucraini morti in battaglia dall'inizio della guerra, 400.000 quelli feriti. Non so quanto siano affidabili queste cifre, il Wall Street Journal nel settembre scorso aveva stimato un totale di oltre 1 milione di vittime tra morti e feriti su entrambi i fronti. Sì. Ecco, al di là dei numeri che ti chiedo più o meno di confermare, certo sono numeri comunque enormi, ma ti chiedo qual è la situazione di vita reale all'interno, perché c'è anche la narrazione secondo la quale al di là del fronte bellico nell'Ucraina si vive esattamente come prima o quasi come prima, senza diciamo che la popolazione sia fortemente condizionata. Intanto allora i morti, diciamo... Ma allora è molto difficile, però se uno riesce a identificare quali sono i morti russi, si può ragionare per percentuali, nel senso che la notizia, la cifra vera sui morti ucraini è una notizia segretata, nel senso che non lo vogliono dire. Certamente i russi hanno perso molto più degli ucraini, proprio anche per la loro dottrina di guerra. Loro non lesino in attacchi al massacro, cioè spendono gli uomini in una maniera pensando che siano una risorsa inesauribile, ma non lo è. E in questa guerra si può stimare che le perdite russe sono circa il doppio di quelle ucraine. Ecco, questo potrebbe essere. Per cui se ci sono 700.000 perdite da una parte, ce ne sono circa 350.000 dall'altra, ed ecco che abbiamo raggiunto la cifra di 1 milione. Questa potrebbe essere una stima, ma siamo solo a stima e poi lo sapremo, queste cose le sapremo con certezza Sì. dopo la guerra. Sì. Per quanto riguarda la popolazione e la vita quotidiana, Allora, dicevo prima. ci sono due aspetti. Da una parte l'Ucraina ha retto il colpo e se uno viene a Odessa o va a Kiev rimane molto, molto, molto frastornato perché vede delle città che vivono quasi come se la guerra non ci fosse. La guerra invece c'è perché la senti con gli allarmi aerei costanti, la senti nei discorsi tra le persone. Io ho amici che mi raccontano dei vari cugini o parenti che sono sul fronte, qualcuno è anche morto, e questi fa parte c'è una consapevolezza della guerra, però non c'è dubbio che se tu vieni adesso o vai a Kiev puoi andare a mangiare al ristorante e ci sono anche gli amici che si incontrano, le feste di compleanno, cioè è una cosa da un certo punto di vista che può o disturbare o sorprendere, ma ci si adatta anche a questo. Io mi sono adattato a questo, io dopo un attacco aereo, dopo aver sentito come stamattina dei missili, stasera esco perché ho degli italiani in visita a Odessa per lavoro, clamorosamente, e andrò a cena con loro, quindi non cambio i miei programmi in base alla guerra. La guerra si sente anche perché ci sono gli sfollati, ci sono i rifugiati, ci sono moltissimi ucraini, soprattutto nelle città come Odessa, che hanno lasciato case in posti vicini al fronte e che vengono qua temporaneamente. C'è tutta una catena di solidarietà, io la conosco molto bene perché ho amici, io stesso mi occupo di volontariato, che hanno creato appartamenti per famiglie, tutta gente che spera di tornare nelle loro case dopo la guerra. Il problema è che alcuni di questi abitavano dove adesso c'è l'occupazione russa, quindi chissà se questi torneranno mai. Ecco, l'economia ucraina in che condizioni di salute è dopo quasi 3 anni di guerra, nel suo complesso? Se tu puoi dare uno sguardo complessivo. Allora, Luca, il paese è miracolosamente rimasto in piedi,
perché io non ho vissuto altre guerre, però storicamente so cosa significa, cosa è stata per gli italiani essere in guerra, penuria di cibo, la valuta, i soldi che perdevano di valore. In Ucraina, la prima preoccupazione quando è scoppiata la guerra, per esempio per me, era fino a che giorno troverò da mangiare, perché se no sono obbligato a lasciare. Ma se qui siamo in una situazione che mancano i generi di prima necessità, come fai a sopravvivere? Ebbene, da un punto di vista quindi di sussistenza, di economia di sopravvivenza, i supermercati sono pieni, la gente può acquistare quello che vuole, c'è stata un'inflazione molto controllata, la valuta ucraina si è svalutata ma leggermente, non ha perso il suo valore di acquisto, cosa che invece sta succedendo in Russia, cioè l'Ucraina è rimasta in piedi. È chiaro che è rimasta in piedi perché tutta l'amministrazione pubblica e tutte le spese vive dello Stato ucraino sono sostenute dal Fondo Monetario Internazionale, dalle istituzioni insomma, Sì. finanziarie internazionali. Però è incredibile, ma i pensionati continuano a ricevere le pensioni, i dipendenti pubblici continuano a essere pagati, alcune aziende hanno continuato a lavorare, altre hanno chiuso bottega e si sono ricreate oltre confine, moltissimi imprenditori in Polonia, per esempio. In Polonia c'è un fiorire di aziende ucraine che sono state create. Altre continuano. Odessa è la città dei porti, la città della logistica. Quasi tutte le aziende di logistica sono rimaste operative. Anche queste, metà hanno riaperto gli uffici qui dopo qualche mese, sono ritornate, altre continuano a operare da fuori, quindi c'è una situazione in cui le aziende private certamente sono in difficoltà, manca il personale, perché molti uomini validi sono stati risucchiati dalla mobilitazione, però è ancora un paese che è rimasto in piedi, sopravvissuto. Ecco, le necessità belliche militari, l'approvvigionamento dell'esercito, cioè chi va a combattere oggi in Ucraina? Sì. Ma allora, questo è un bel tema, perché è un tema a cui va risposto in diverse maniere. L'esercito si è organizzato, sappiamo benissimo come ha risposto al primo urto, in cui non vi nascondo che anche molti ucraini si aspettavano, anche loro come molti esperti internazionali, che la guerra finisse in 3 giorni. Perché? Dici, ma chi riuscirà a resistere all'esercito russo? Cioè, tutti noi siamo stati cresciuti a questo timore verso questa grande macchina bellica che invece ha fallito. I soldati sono riforniti nelle cose importanti, essenziali, gli rifornimenti quelli poi più strategici, parliamo di missili a lunga distanza, parliamo di armamenti antiaerei per esempio. Noi siamo stati colpiti oggi perché ancora la copertura antiaerea non è totale, sparano, abbattono molti missili, ma qualcuno va a segno. Forse però il problema più grosso secondo me è la disorganizzazione, di cui si parla sempre di più, cioè non dirò nulla di nuovo, nulla di segreto, e questo se ne lamentano anche molto spesso gli stessi militari, amici, persone che sono impegnate. Il problema è che l'Ucraina, il governo ucraino, non l'Ucraina, parliamo proprio dei responsabili governativi, non hanno di fronte alla necessità adeguato la macchina statale a una maggiore efficienza. Quindi questa è una cosa importante. È una debolezza che l'Ucraina, che aveva già prima, perché è uno Stato disorganizzato, non molto efficiente, si è trascinato senza pensare che questa cosa abbia un impatto. E poi c'è il problema, tu hai detto, chi va a combattere? Sì, perché io stavo Lì... leggendo anche su fonti, diciamo così, un articolo sott'occhio anche di quotidiani svizzeri che parlano di spettro di arruolamenti forzati e di metodi sempre Sì, più aggressivi da parte delle autorità per reclutare uomini da mandare al fronte. non è falso, cioè è una cosa vera, nel senso che non si può negare, ci sono scene in continuazione di persone acchiappate proprio inseguite Addirittura per uomini strada. fermati per strada e portati via a Sì, 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 forza, no, no? questo sì. Però non bisogna, diciamo, bisogna essere un po' equilibrati nel parlare di queste cose, perché per una persona che non vuol far la leva ce n'è invece un certo numero superiore che se riceve la cartolina si presenta, perché comunque c'è ancora una parte del paese che sente come un dovere. Io per la verità conosco entrambe le realtà, ho conoscenze dirette di gente che non ha voluto, che è andata via, che è andata anche all'estero per evitare questa cosa, e
con qualche sistema illegale ci si riesce, invece conosco molta gente che si è arruolata, quindi c'è una parte che accetta di questo onere e una parte che cerca di sfuggire. Ma il problema Ecco, lì è... Sì, tra la parti che cercano di sfuggire, io ho sì, letto qualche storia anche emblematica che non dice in realtà niente di nuovo circa, per esempio, il problema della corruzione, no? Perché lo sì. stesso presidente Zelensky, qualche mese fa, mi sembra un paio di mesi fa, poco meno, ha chiesto e ottenuto le dimissioni del procuratore generale per uno scandalo in cui c'erano stati finti Sì, certificati di disabilità per decine di alti funzionari che così hanno evitato di arruolarsi sostanzialmente, no? sì, conosciamo bene i contorni di questo scandalo. Tra l'altro, io sono convinto che non è stato Zelensky a chiedere le dimissioni, è stato il procuratore a darle Mm, subito. E di questo sì, procuratore io ho solo sentito parlare bene. Il problema è che non poteva controllare, però certamente è successo in casa sua lo scandalo. sì. Lo scandalo è il 92% degli impiegati della procura di una regione che avevano il certificato di disabilità. 92%. Che significa, e io sono convinto, perché i commenti che prevalevano qua non era per evitare la naia, Mm. perché se sei un impiegato statale di quel livello non vieni arruolato, era per avere un'integrazione di stipendio, quindi parliamo proprio di corruzione vera e propria a questo livello. Però riguardo alla mobilitazione, qui il Insomma, governo il è... Sì, problema di fondo è, Ugo, ci sono risorse ancora militari sufficienti o c'è un problema di scarsità di effettivi militari? c'è un problema di scarsità di effettivi. Per quale motivo? Perché sono sul fronte a combattere gli Mm. stessi soldati da mesi senza la possibilità di fare una rotazione. E qui si consuma o il No, te lo dissi. chiedo anche perché tu sei un cultore della storia militare, no? Sì, no, ma Mm. qui ci sono due aspetti che sono sottolineati. I soldati hanno bisogno di riposare e quindi per quello che bisogna creare per tempo qualcuno che dietro si prepari a Un sostituire. turnover. Ed è per quello che Zaluzhny, che fu poi estromesso, insisteva per fare la mobilitazione più di un anno fa, quando i tempi erano ancora favorevoli perché c'era un grande entusiasmo, c'era anche una certa fiducia verso la vittoria. In queste condizioni la gente si arruola più facilmente, non la devi andare a cercare. Farlo adesso che c'è un clima di sfiducia, la gente non è più propensa ad andare in battaglia. Ma c'è anche un secondo aspetto, e questo è giusto dirlo perché è una cosa che a molti sfugge. La gente pensa che se tu vieni arruolato ti danno un fucile e tutti vanno sul fronte. Non è vero. Per ogni soldato che va sul fronte ne ha alle spalle dai 6 agli 8, che sono quelli che fanno gli altri servizi. Perché il soldato ha bisogno dietro qualcuno che lavori, guidatori, infermieri, amministrativi, cuochi, addestratori, cioè ci sono tutta una serie di servizi. Una mobilitazione intelligente poteva dire a dei giovani che adesso non possono essere reclutati, questa è la guerra degli zii e dei papà. I giovani fino a 25 anni non vengono arruolati, sono coperti dal punto di vista legale. È una cosa, non è successo nelle altre guerre, invece sono proprio i diciottenni che vanno in battaglia. Però uno poteva dire a questi ragazzi, noi vi garantiamo che vi arruoliamo e vi diamo quei ruoli che non sono pericolosi, tipo guidatore o addirittura se hai una laurea o se sei molti capaci in informatica vai a fare le intercettazioni, quindi un'esperienza nei servizi di intelligence. Ecco, tutte queste cose che potevano distribuire i compiti non sono state pensate. Ecco, quindi la guerra continua. Eh sì, purtroppo sì. Ugo, introduco un altro argomento, l'ho accennato prima, anzi prima di tornare sulla questione degli Stati Uniti, che sono un attore fondamentale fin dall'inizio di questa vicenda, naturalmente, sotto Certo. l'amministrazione Biden, adesso siamo al cambio di amministrazione, però è tornata a uscire una preoccupazione molto forte, cioè che la guerra possa portare a un'escalation che coinvolge anche armi nucleari, perché ho visto che Putin ha rafforzato, diciamo così, ha portato armi nucleari tattiche in Bielorussia anche da ultimo, conducendo esercitazioni con queste testate al confine
del territorio ucraino e ha firmato anche alcune modifiche alla dottrina nucleare moscovita, no? Che regola l'uso delle testate in caso di attacco al territorio russo. Potranno essere usate anche se l'offensiva viene condotta da una potenza non nucleare ma appoggiata da uno Stato che possiede le atomiche. E secondo Iriad Review, che è un periodico dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, stando a stime, la Russia dispone di 1900 armi nucleari tattiche, che sono diverse dalle armi nucleari, diciamo, a lunga gittata e più potenti. Però sono devastanti uguali, perché è stata fatta una simulazione: se ci fosse un attacco con armi nucleari tattiche sul Colosseo di Roma, sarebbero 109.000 i morti diretti, 250.000 i feriti più o meno gravi. Ecco, questo rischio secondo te c'è? Io sono di quelli che dicono che è pura minaccia e non c'è dietro nessuna possibilità. Innanzitutto iniziamo a dire che questa minaccia non viene per la prima volta. Avevano minacciato di usare le armi nucleari se gli ucraini si fossero mai azzardati a toccare e bombardare la Crimea, cosa che viene regolarmente, non è successo nulla. Avevano detto: se qualcuno prova a conquistare Kherson, quando era ancora occupata la città, noi lo consideriamo territorio russo, guai, e useremo le armi nucleari, e non è successo. E la prova del 9 è stata quando gli ucraini hanno invaso un pezzo di territorio russo, questa zona di Kursk. Quindi queste minacce ci sono sempre, sono utili perché spaventano soprattutto l'opinione pubblica occidentale, però qui nessuno si spaventa. Da un punto di vista di militare, visto che tu mi hai provocato, la domanda è: uno usa un'arma nucleare con che obiettivo? Perché se l'obiettivo è guardate quanto sono cattivo, distruggo il mondo, è un obiettivo stupido. Questa roba qui possiamo vederla nei film, di quello che distrugge il mondo per soddisfare una narcisistica voglia di autodistruzione. Ma militarmente non servono le armi nucleari. Se tu nuclearizzi un pezzo del fronte ucraino, mettiamo che le lancino proprio su di noi, mi seccherebbe molto una roba del genere, però hai reso una zona infrequentabile anche per i tuoi soldati. E poi l'effetto radioattivo portato dai venti si ripercuote anche sul tuo territorio. Quindi l'arma nucleare ha sempre avuto nella dottrina russa diciamo, una funzione di dissuasione, ma non di uso. Certo che se uno minacciasse Mosca, questi impazziscono e la usano, ma siccome gli ucraini non hanno nessuna intenzione di arrivare a Mosca, non ce la possono fare, è folle che uno ci possa anche, la possa prendere in considerazione, né i polacchi vogliono scatenare la guerra contro la Russia, rimane una minaccia. Faccio un piccolo passo indietro prima di tornare sul discorso Trump, confidando nel fatto che tu abbia ancora un po' di tempo a disposizione. Ecco, il passo indietro è riferito al fatto che, se non sbaglio, la popolazione ucraina è composta da 37 milioni di persone in tutto, no? Più o meno 37 milioni. Quanti sono i profughi? E sono vere le osservazioni di chi dice che anche i paesi vicini, a partire dalla Polonia, non solo l'Ungheria e la Slovacchia, cominciano a vedere di malocchio i profughi ucraini che sono alloggiati nei loro territori? Allora, i profughi ucraini sono circa stimati adesso 6 milioni ufficiali, ma probabilmente siamo intorno agli 8. Quindi, diciamo, l'Ucraina in questo momento ha un deficit demografico molto, molto, molto pesante. E questo è una bella spada di Damocle sul paese, anche per le prospettive future di sviluppo, di ricostruzione. Dopodiché bisogna anche ragionare. Dunque, io quello che so per certo è che il modello di accoglienza dei polacchi è stato uno di quelli più di successo, perché già gli ucraini in Polonia si trovavano bene, avevano già un rapporto di trasfrontalieri ucraini che lavoravano in Polonia, erano già abituati a lavorare in quel contesto. I polacchi sono abituati agli ucraini. Tenete presente che l'ucraino è vicino al polacco come lingua, quindi c'è anche una facilità degli ucraini di imparare il polacco. Alcuni sostengono che già lo capiscono. Ma la cosa sorprendente è che i polacchi hanno dato delle grosse agevolazioni agli ucraini, tant'è che gli ucraini hanno trovato molto semplice e molto, diciamo, conveniente costituire delle aziende in Polonia. Insomma, dopo 1 anno e mezzo di guerra, già il fisco polacco registrava delle entrate fiscali di nuove aziende ucraine che avevano già coperto gli oneri di assistenza delle popolazioni ucraine. Mi sembra un modello di grandissimo successo.
teniamo presente che in Italia, che sono molti di meno, perché in Polonia si sono rifugiati quasi 1 milione di ucraini. In Italia credo che viaggi intorno ai 200.000, se queste erano le ultime statistiche che avevo visto. In Italia non c'è un incoraggiamento agli ucraini a fare aziende, a fare competizione. C'è più un atteggiamento verso l'assistenzialismo, ma non un atteggiamento questo mi viene da dire, Ugo, è un po' più tipico del nostro paese, purtroppo. Ma perché io purtroppo ho delle testimonianze di qualche ucraino che ha iniziato a fare una società, quindi a mettere in regola i propri servizi, ha iniziato a ricevere tante di quelle ispezioni. Mi viene da dire che ha sbagliato paese. A dire, ma come hai osato tu, immigrato, fare una società? Ma come? Ci sto pagando le tasse, dovreste essere contenti. Quindi... Il problema è che anche il cittadino italiano fa molto spesso questa osservazione: come ho osato fare l'imprenditore? Questo però è un altro paio di maniche ancora. Questo tema dell'immigrazione è un tema che va trattato pubblicamente, perché bisognerebbe dire agli italiani e a tutti gli europei, non solo gli italiani: se non vi piace che gli ucraini occupino il vostro territorio perché sono disperati, perché sono a rischio, beh, aiutateli all'Ucraina a ottenere una pace dignitosa e a innescare un ciclo positivo di ricostruzione per riprendersi questi ucraini. Perché il tema è: quanti di questi ucraini torneranno dopo la guerra in Ucraina? Alcuni rimarranno nei paesi europei a un certo punto. Quindi c'è questo tema. È utile che l'Ucraina trovi una soluzione, non posso dire vinca, perché vincere questa guerra la perderanno entrambi da un certo punto di vista, o diranno che l'hanno vinta entrambi, però il concetto è: pensiamo al fatto che questi profughi rimarranno a casa nostra se non aiutiamo l'Ucraina a risollevarsi. E questo è un dato di fatto, diciamo, è una considerazione molto pratica, molto empirica, diciamo così. Adesso volevo portare il discorso su un'altra questione, Ugo. A proposito di ricostruzione, tu ne accennavi prima, proprio oggi si è riaperto anche in Italia il dibattito sul dopoguerra, no? In maniera, diciamo, non molto produttiva, perché devo dire, il ministro Tajani ha detto l'Italia è un'idea prematura, il ministro Crosetto invece dice l'Italia è disponibile. Adesso, per parlare di dopoguerra bisogna che la guerra finisca, ovviamente, certo. No? Compresa l'ipotesi di inviare truppe per gestire il cessate il fuoco. Sono tutte ipotesi di là da venire. Ora, quello che mi sembra però un fattore determinante è la nuova presidenza degli Stati Uniti, un fattore di cui tener conto oggettivamente. Certo. Faccio un breve riassunto e poi chiedo il tuo punto di vista. Trump si è dichiarato contro l'uso di missili statunitensi in Russia da parte dell'Ucraina, fino a un certo punto. In parte sì, ma in parte non si è capito. Biden ha annunciato anche di recente un nuovo pacchetto di aiuti in armi all'Ucraina da altri $500 milioni. Il presidente Zelensky ha detto che bisogna fare di tutto per porre fine alla guerra nell'anno prossimo, nel 2025, attraverso la via diplomatica, ma partendo da un'Ucraina forte. Il presidente Putin ha controbattuto, parlando al telefono con il cancelliere Scholz, che l'accordo è possibile per la fine del conflitto, ma deve basarsi sulle nuove realtà territoriali, cioè su quanto conquistato finora da Mosca. E allora partiamo un attimo da qua. Quanto ha conquistato finora Mosca? E che senso hanno tutte queste affermazioni dal tuo punto di vista? Vado? Sì, prego. Allora, questo è il momento delle minacce, dei messaggi, dei sottintesi, però non c'è dubbio, anche questi attacchi missilistici servono a mettere Mosca, il Cremlino, a far vedere i muscoli del Cremlino, quindi questo è un po' il discorso. Sei tu o sono io che suona? Devo che sia tu. Io non c'è. No, io non sento nulla in questo momento. Allora, aspetta un secondo, faccio solo un breve controllo, ma mi sembra che siamo a posto. Ok, sì. Avevo un suono di... Quindi... Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia, in questo momento chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo
parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre regala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ma mi sembra che siamo a posto. Ok, Sì. avevo un suono di... Quindi, affermazioni sono messaggi incrociati che si mandano, non c'è dubbio, e questi messaggi incrociati servono a creare, se vogliamo, le premesse per quello che potrebbe essere un futuro negoziato. Cosa ha conquistato Mosca? Mosca per il momento ha conquistato il 20% dei territori ucraini. L'unico, se vogliamo, trofeo che possono avere è due, se vogliamo. L'unica città che hanno preso è Mariupol, peraltro una città completamente distrutta. Grosse città, questo è l'indicatore mancante della grande vittoria russa, non sono riusciti a prendere nessuna grande città. Quella che volevano a tutti i costi consolidare, che avevano preso inizialmente, era Kherson, ne abbiamo già parlato, ma l'hanno dovuta abbandonare perché non riuscivano con il loro esercito a difenderla. E poi l'altra conquista è che comunque hanno preso tutto il mare d'Azov, cioè il mare d'Azov, che è una specie di mare chiuso interno con un fondale molto basso, non è rilevante da un punto di vista commerciale, però la fatidica penisola di Crimea adesso ha 2 collegamenti, uno via terra e uno via ponte. Ma quello che potrebbe dire l'Ucraina dal punto di vista strategico è: se i russi volevano conquistare tutto il paese non ci sono riusciti. Se i russi volevano controllare politicamente il paese, cioè decidere se mettiamo noi a capo dell'Ucraina un nostro rappresentante, un governo fantoccio, hanno perso questa cosa. E i russi poi non sono riusciti a prendere neanche una città significativa, cioè il sogno dei russi era prendere Odessa, dove abito io. Quello sarebbe stato anche un punto di svolta, perché avere Odessa insieme alla Crimea, avere tutta quella zona lì, significa che siamo noi padroni del Mar Nero. Sarebbe stato un salto anche di qualità a livello di potenza geopolitica. Questo non è successo, quindi quello che adesso i russi, ahimè, sono tanti territori al di là del Dniepr, sostanzialmente, piccoli centri, purtroppo molti abitati da ucraini che vorrebbero tornare all'Ucraina. Poi ci sono anche dei filorussi da quelle parti, non nascondiamocelo, soprattutto nella zona del Donbass. Però anche nel Donbass sono avanzati, ma la città più importante del Donbass, Kramatorsk, che è quella che completerebbe tutta la regione, è ancora in mano ucraina. Ecco, quindi se domani la guerra finisse, potrebbero cantare vittoria. Sì, abbiamo conquistato pezzi di territorio, eccetera, eccetera. È un magro bottino. L'Ucraina preserva le sue più grandi città e noi sappiamo in un paese una grande città quanto pesa rispetto a avere una distesa di campagne. Ecco, in questo contesto, che hai chiarito benissimo, sul tavolo c'è anche un piano, per ora abbastanza misterioso, di pace di Donald Trump, che lo ha raccontato in maniera così indiretta, per indiscrezioni. Il Financial Times prevederebbe regioni autonome su ogni lato di ogni zona demilitarizzata. Stando a quello che si è saputo, alcuni esponenti di vertice delle autorità governative ucraine hanno incontrato quello che si definisce il transition team di Trump, no? Per discutere del futuro, e fra loro anche il capo di staff di Zelensky e la vice premier Siridienko. E l'idea che qualcuno appunto ha definito come piano Trump è quella di una forza di pace, una forza di peacekeeping da collocare lungo la linea di contatto fra Russia e Ucraina. Si parla di un contingente di 200.000 uomini, ma qui sta la nota
trampiana, secondo indiscrezioni, ripeto, è tutto da verificare, tutte sulle spalle dell'Europa e non degli Stati Uniti. Allora, con Trump c'è questo cambio di prospettiva? Gli Stati Uniti non sono più così vicini come con Biden, e questo piano di cui ho parlato, per quanto il Financial Times abbia fatto indiscrezioni, è concreto? Se ne sa qualcosa in più lì in Ucraina? Ma che il piano sia concreto o no, questi sono dettagli, è anche un piano, è interessante anche come soluzione perché è piuttosto creativa. Credo che una forza di interposizione sia la soluzione alternativa alla NATO, perché uno può dire a Putin: non vuoi che entrino nella NATO? Perfetto, però allora accetti che ci siano delle truppe di interposizione. Questo sì, è una soluzione alla Corea del Nord. Europee, dice Trump, però. Sì, vuol dire, scarico su di voi, questa è una, insomma, molto interessante, vedremo cosa succede, perché poi bisogna vedere i paesi europei come rispondono. Credo che però di fondo, io sono convinto che un piano di pace partirà da una volontà politica e anche dal coinvolgimento di alcuni attori, per esempio la Cina. Ecco. Perché la Cina... Questo è un altro punto su cui avevamo discusso tanto tempo fa. Sì. È ancora di attualità questo capitolo Cina? Ma la Cina è un player molto interessante. Tra l'altro la Cina gode ancora di ottime relazioni con l'Ucraina. Cioè la Cina aiuta economicamente l'alleato russo, ma non si priva di avere ottime relazioni commerciali con l'Ucraina. L'Ucraina non ha mai voluto avere atteggiamenti aggressivi nei confronti della Cina. Conosco imprenditori ucraini che vanno in Cina anche adesso per fare delle operazioni. Quindi Realpolitik. E poi la Cina che già si era seccata molto per questa guerra, perché fondamentalmente gli era stata venduta come una guerra lampo. La Cina, la sua priorità è il commercio internazionale, la guerra dà fastidio al commercio internazionale. E inoltre, se l'alleato russo si indebolisce, da una parte è un vantaggio, perché i cinesi hanno spostato, diciamo, l'asse. In questo momento nell'alleanza russo-cinese il partner più forte è diventato la Cina, per colpa di questa guerra. Però che ci sia una Russia sempre in una situazione di caos e perdente, e comunque in una situazione anche di, diciamo, bando internazionale, non è che giova all'immagine della Cina. Quindi la Cina è un player di cui bisogna tenere conto, e Trump è il tipo che ci va a parlare con i cinesi, perché Trump non si fa nessuna remora. È il tipo che è capace di minacciare Putin, cosa che Biden non era capace di fare. E quindi io ritengo che la presidenza Trump apre delle possibilità, perché sei di fronte a un giocatore che fa paura, perché è un giocatore imprevedibile che potrebbe anche oltrepassare quelle linee rosse. Quindi diciamo, la tua posizione non è quella di chi dice con Trump cambia in peggio per l'Ucraina la situazione. No, io sono di quelli convinto di no, per due motivi. Uno, Trump non può far fare brutte figure agli Stati Uniti, innanzitutto. E se svende l'Ucraina favorendo la Russia, e questo sarebbe una cosa palese se lo facesse, cioè se penalizzasse l'Ucraina a favore di Putin, non farebbe far bella figura all'America. E i suoi elettori, i repubblicani, non sono filorussi, signori. La maggioranza sono filo-ucraini. Questo in un sondaggio diversi mesi fa lo dimostrò la fondazione Reagan, che dimostrò che anche i repubblicani comunque non è che stiano molto, dovendo scegliere, far bella figura avendo sostenuto l'Ucraina è priorità per loro. Quindi io non credo in questo Trump peggiorativo. Certamente Trump non ha nessun tipo non avrà nessun tipo di delicatezza verso Zelensky, che si rifiutò di aiutarlo quando bisognava. Sì, per la storia di Hunter Biden. Esatto, il figlio di Biden. Quindi che Trump possa dare qualche scappellotto a Zelensky o pestare i piedi non è un problema. Il problema è che deve far vedere che ha trovato una soluzione in cui non ha calato le braghe verso la Russia. Questo secondo me è prioritario. Quindi, e secondo me lui è motivato a far vedere che lui è un uomo capace di trovare una soluzione pragmatica e portare a casa un risultato. In questo scenario, Ugo, la questione dell'entrata dell'Ucraina nella NATO è ancora di attualità o è sepolta? Anche per via di Trump, che secondo molti avrebbe l'intenzione di congelare il tema per almeno 20 anni, cioè a mai. Ma sai, si entra nella NATO ma innanzitutto se non c'è una pace manca la condizione proprio statutaria, nel senso che fino a quando
anche un cessate il fuoco, tipo una tregua, rende impossibile che l'Ucraina entri nella NATO, perché non si accettano nella NATO membri che hanno una situazione belligerante in corso. Quindi, e infatti io sono tra quelli che sostengono una cosa, sembrerebbe folle, che non è la questione della NATO che ha scatenato la guerra, perché Putin aveva già risolto questo problema, occupando l'Ucraina e creando una situazione di conflitto permanente, impediva de facto all'Ucraina di entrare nella NATO. Però nella NATO ci entri se sono tutti d'accordo, e noi sappiamo che alcuni paesi, in primis la Germania, non sono d'accordo. Quindi credo che il tema della NATO io mi aspetto che venga procrastinato, ed è per questo che ci bisogna trovare una soluzione creativa e alternativa rispetto all'alleanza, tipo per esempio una forza di interposizione europea. Quella che dicevamo prima, insomma, o qualcosa Esatto. di simile, o qualcosa Esatto. di simile. Potrebbe Ecco, essere. in questo scenario, con l'avvento di Trump, anzi ti sottopongo uno scenario che è legato all'avvento di Trump, no? E che si configura in questo modo, cioè la possibilità che Washington, gli Stati Uniti, taglino gli aiuti all'Ucraina, vedi alla voce sopra, no? Ci pensa l'Europa, e dovrebbe essere appunto l'Europa a essere davanti a una scelta, ovvero prendere il posto degli Stati Uniti anche sul fronte degli aiuti militari, moltiplicando più o meno per 2 i contributi annuali odierni. Oggi sarebbero circa 20 miliardi, in gran parte arrivano dalla Germania, in un momento in cui però l'economia europea non è al top. Al tempo stesso il crollo dell'Ucraina non è ipotizzabile per moltissimi Stati membri dell'Unione Europea, soprattutto quelli di confine, perché rappresenterebbe una minaccia alla loro sicurezza diretta, no? Certo. E inoltre, secondo dati di intelligence, si stima che se l'Ucraina finisse davvero in mano ai russi, ci sarebbe anche un maxi esodo di persone, parlavamo prima dei profughi, che assumerebbe proporzioni bibliche insostenibili. Quindi tutto diciamo congiura, tra virgolette, perché l'Europa si faccia carico, secondo te, di questa situazione? È credibile questo scenario? È sensato? Ma è uno scenario in cui diciamo, i leader europei sono sfidati a dare una risposta responsabile. No, anche perché noi parliamo di Europa, ma in realtà parliamo di singoli stati a tutt'oggi, perché prima parlavamo della Cina, di attori internazionali, degli Stati Uniti, ma l'Europa non c'è, esistono alcuni singoli stati europei. L'Europa non c'è perché in politica estera l'Europa non ha mai voluto fare una voce comune, quindi anche il rappresentante della politica estera europea dice ecco, cose dire ci pensa l'Europa vuol dire ci pensa chi? No. Quali stati europei? La Germania, dicevamo, sta già sostenendo una gran parte del peso dei contributi europei, no? Chi ci penserà in questo scenario europeo? Se l'Europa si fa carico di quello che non faranno più gli Stati Uniti? Beh, diciamo che allora, siccome l'Europa è una coalizione di stati, se vogliamo, è un'unione di stati, sappiamo che ci sono diverse Europe all'interno di questa Unione Europea. Per esempio ci sono gli stati del nord, i baltici, in primis, la Finlandia e la Svezia, anche la Danimarca e l'Olanda. Questi stati sono militarmente molto più consapevoli degli stati del sud. Le popolazioni di questi stati, per esempio, sono molto più a favore dell'Ucraina e sono meno turbate dal fatto che si parli di difesa, dal fatto che si parli di impegno del proprio paese militarmente parlando. Quindi c'è una parte dell'Europa che accetterebbe diciamo, questo onere, almeno a livello politico. Poi bisogna fare i calcoli poi con i soldi e con le persone che devono essere reclutate e addestrate. Più difficile è l'atteggiamento dei grandi paesi come la Germania e l'Italia. I francesi hanno un po' un piglio da abbastanza militaresco, perché insomma hanno avuto l'abitudine ancora ad avere fino a tempo breve contingenti militari in giro per l'Africa, quindi c'è comunque una parte di Francia che trova accettabile questa cosa. È molto difficile per le opinioni pubbliche italiane e tedesche, che anche solo usare qualche termine militare sembra uno scandalo, sembra che dici delle parolacce. Però è arrivato il momento della responsabilizzazione. Diciamo allora che forse più della questione militare stretta, quella ipotesi di forza di peacekeeping, di mantenimento della pace, è l'opzione più realistica.
La trovo un'operazione che è credibile, ma ci vuole una scelta responsabile. Ecco, tu hai fatto riferimento prima a un grande player internazionale, la Cina. Sì. Ti volevo chiedere se anche la Turchia ha un ruolo in questa vicenda, visto che ne ha giocato uno fortissimo nel quadro che tu richiamavi prima, quello siriano. Accidenti, secondo me, se io dovessi scegliere qual è il politico più abile, ma in senso cinico, in senso di cinismo e di spregiudicatezza, è Erdogan, ma non c'è dubbio. Perché Erdogan ha creato non solo una situazione di... si è messo in una situazione di essere interlocutore valido per entrambi i campi, perché può parlare liberamente con Putin, può parlare liberamente anche con, essendo un paese membro della NATO, si prende un margine di manovra, perché certe volte compie delle azioni che non sono assolutamente coerenti col fatto di essere membro di un'alleanza. Si prende anche delle libertà straordinarie, perché è anche un paese che fornisce armi all'Ucraina, quindi parla con uno e dà le armi anche all'altro. Quindi è una cosa, come del resto anche nella guerra di Siria, l'esercito turco si coordina con quello israeliano, cioè ci sono certo. delle collaborazioni tra questi due, quindi è una cosa sorprendente la mancanza di qualsiasi, diciamo, linea morale o politica di condotta. Questo uomo va dove vuole senza nessun problema. Oggi, con un senso esempio, però del tornaconto straordinario. Straordinario, cioè la Turchia non vale l'Italia né economicamente né, diciamo, anche militarmente. L'Italia dovrebbe essere sulla carta più forte come flotta, non come esercito. Però il decisionismo di questo uomo è sorprendente. Adesso, in questo momento, tanto per dirne una, lui ha in mano uno strumento di ricatto verso la Russia. La Russia c'ha ancora 2 basi militari a cui tiene moltissimo in Siria, e questo adesso il destino di queste basi è lo stesso Erdogan che può decidere. E questa è una delle tante merci di scambio che rende questo personaggio un interlocutore importante. E tu dicevi prima ha ottime relazioni anche con l'Ucraina di Zelensky. Ha ottime relazioni con... cioè è un paese commercialmente molto considerato, ci sono delle industrie militari turche che stanno lavorando per gli ucraini, ci sono collaborazioni militari e quindi c'è questa cosa incredibile. Ma Putin lo rispetta molto perché tra lupi ci si rispetta molto. Cioè, non dimentichiamoci che i turchi hanno abbattuto un aereo russo durante la crisi in Siria diversi anni fa. E i russi non si sono mica tanto offesi, hanno detto, beh certo, siete come noi, abbiamo la stessa grinta, anche noi abbatteremo un aereo turco se entrasse nel nostro spazio aereo. Cioè c'è il rispetto tra, come dire, tra capibanda, tra guerrieri. Del resto lo dicevamo prima, ma insomma, è molto evidente che la Russia ha ricevuto uno schiaffo dalla Turchia sulla Siria, sul capitolo Siria, questo mi sembra chiaro. Per quanto lo schiaffo sia stato assorbito, come dicevi tu, in maniera assolutamente disinvolta e senza apparenti conseguenze. Ti rubo ancora qualche minuto, Ugo, perché volevo chiederti anche una valutazione circa il ruolo del governo italiano, il governo Meloni, quello attualmente in carica, no? Allora, sia Meloni che per esempio anche la Lega, che gran parte delle Forza Italia meno, però insomma questo governo qui era stato dipinto, no, da quelli che gli si accanivano contro come il governo dei filorussi, degli amici di Putin o giù di lì. Ora mi pare che le cose stiano andando in maniera completamente diversa rispetto a queste previsioni di chi anche un po' a prioristicamente attaccava il governo Meloni. Che valutazione ne dai tu e che valutazione ne sta dando anche la stampa ucraina, la popolazione? Sappiamo che noi, poi Odessa ha un particolarissimo e forte rapporto con l'Italia, no? Lo spieghi benissimo nel tuo libro, Nel cuore di Odessa, che citavo prima. Ecco, come hai vista l'Italia e come la valuti tu anche come analista, diciamo, la politica italiana sull'Ucraina? Ma visto dagli ucraini, l'Italia è considerata un paese amico. Quello che hanno capito subito gli ucraini è che il nostro presidente Meloni non cambiava di una linea alla linea Draghi. Cioè Draghi era già venuto in Ucraina ed aveva impressionato molto gli ucraini per il suo carisma e per la sua, diciamo, scelta, e la Meloni ha seguito completamente quella linea. È chiaro che la Meloni vuole fare il suo mestiere senza fare errori,
e quindi anche a costo di sacrificare parte diciamo, della sua eredità ideologica, ma non sgarra dalla linea filo NATO e filo europeista. Nei confronti dell'Ucraina è sempre stata molto chiara, non ha avuto nessuna distrazione. È chiaro che uno può anche andare a cercare in casa sua, tra i suoi alleati, qualche punto di debolezza. Non c'è dubbio che Salvini invece si era speso per Putin in maniera clamorosa, e nella Lega c'era un atteggiamento, e c'è ancora per molti esponenti filorusso, ma sotto questo profilo la percezione degli ucraini verso l'Italia è di nessuna preoccupazione, anche di una certa lealtà. Cosa sta facendo il governo Meloni? Ma la Meloni in questo momento è in una posizione estremamente interessante. Adesso si chiude l'anno di presidenza del G7 da parte dell'Italia, che mi sembra che abbia fatto in maniera più che dignitosa. Il nostro ambasciatore, insieme agli altri del G7, è comunque considerato uno dei più, come figura istituzionale, come uno dei più influenti sugli ucraini. Gli ucraini, non dimentichiamoci questa cosa, il governo ucraino, che riceve un sacco di soldi dall'Occidente, è in una posizione, non voglio usare la parola commissariamento, però è in stretto coordinamento con i governi del G7. Cioè i nostri ambasciatori, questo pochi lo sanno, gli ambasciatori del G7, quindi c'è anche l'Italia, incontrano regolarmente gli esponenti governativi ucraini anche per valutare e monitorare il tipo di leggi che approvano, i regolamenti, e in qualche modo anche aiutare il paese a stare in piedi anche da un punto di vista amministrativo. Quindi no, credo che l'Italia stia giocando un buon ruolo, e quello che forse posso metterlo in chiave di sfida, non in chiave politica, è che io vedo già dei campioni tedeschi, americani, inglesi, che si stanno muovendo, campioni industriali. Sì. In questo paese gli italiani si stanno muovendo in maniera molto, diciamo, cauta, molto in sordina. Però questo è evidentemente per il post-guerra e per la ricostruzione, ovviamente. Parlo della ricostruzione, questo è il momento della progettazione, non è il momento certamente di iniziare a costruire, ma certamente il momento della progettazione. Le aziende italiane, grazie a questo favore di una buona immagine del nostro governo che ha qui in Ucraina, hanno un certo vantaggio. L'ultima cosa, prima di salutarci, e ti ringrazio intanto per questo ampio quadro che hai contribuito a tracciare in questa conversazione, l'ultima cosa si rifà, se vogliamo, a una vicenda di cui abbiamo soltanto alla quale abbiamo soltanto accennato prima. No? Abbiamo parlato del caso del figlio di Biden. Ora, Sì. per molti è un cold case, è un caso morto, per altri invece è un caso che potrà essere rivitalizzato con l'amministrazione Trump. In ogni caso, io ti propongo una piccola ricostruzione della storia, poi tu integri, correggi e fai le tue osservazioni, perché quello che è certo è che nel 2014 il figlio del presidente Biden, Hunter Biden, 3 mesi dopo la caduta del presidente filorusso Yanukovych, entra a far parte del consiglio di amministrazione della società energetica ucraina Burisma, con una retribuzione diciamo pure molto ragguardevole, $50.000 al mese, mentre il padre è alla Casa Bianca come vicepresidente di Barack Obama, con delega peraltro per l'Ucraina. Hunter Biden non risulta che avesse competenze in materia energetica, no, per ricoprire questo ruolo in Burisma, e Burisma era un'azienda che aveva qualche problema di legalità, come non poche peraltro. Il magistrato ucraino Viktor Shokin apre un'indagine per corruzione contro Burisma, un'indagine che, se fosse diventata un procedimento giudiziario, magari avrebbe anche danneggiato l'immagine di Biden, secondo non pochi, il cui figlio era nel consiglio di amministrazione della società in questione. Il vicepresidente Biden interviene e ottiene di far licenziare il prosecutore generale Shokin. La ricostruzione è corretta e sbagliata fin qui, perché poi la vicenda adesso, 10 anni dopo, cioè oggi, torna di attualità. Perché il figlio al prodigo, come lo ha chiamato il Sole 24 Ore, Hunter Biden, che faceva affari in Ucraina e anche in Cina, peraltro, usando il nome del papà, torna d'attualità. Perché? Perché Joe Biden lo ha graziato, praticamente gli ha concesso la grazia piena e incondizionata per una serie di altri reati che non hanno niente a che fare con l'Ucraina, ma il periodo però che coperto da questa grazia, casualmente inizia quel 2014, quando Hunter Biden
viene incaricato presso Burisma in Ucraina. Un periodo insolitamente lungo copre questa grazia, da inizio 2014 a fine 2024. Allora, sono tutte, diciamo, ombre che lasciano il tempo che trovano, secondo te, o c'è qualcosa di interessante? Parlo qui da giornalista a giornalista e anche da analista. Ci dice qualcosa questa vicenda o appunto è un cold case? O è tutta una strumentalizzazione trumpiana, diciamo così, per farla breve? Io credo che Trump non andrà a rispolverare questo brutto capitolo, perché comunque sia era imbarazzante la sua richiesta. Aggiungo integrazione che mandarono in Ucraina Rudolph Giuliani, il famoso ex leggendario sindaco di New York, peraltro ottimo sindaco di New York, il quale però secondo me ci ha perso anche la faccia. Veniva qui come ambasciatore, come consigliere personale di Trump per negoziare questa cosa. Non c'è nessuna inchiesta che ha dimostrato che il figlio di Biden abbia fatto dei crimini, abbia commesso dei misfatti. Possiamo giudicare, ma questo è un giudizio, è un'opinione personale, se sia opportuno o no che il figlio di un presidente vada in giro a farsi dare stipendi profumati perché attraverso lui ci si ingrazia nell'amministrazione americana, però questa qui è una cosa che abbiamo visto anche in altre situazioni. Il fatto della competenza, poi, scusate, andiamo a vedere anche qualche nostro ex ministro degli esteri che è finito a ricoprire incarichi internazionali interessanti, non credo gratuiti. La competenza a volte è necessaria, altre volte basta le relazioni e l'influenza. Quindi quello credo che è un capitolo che possiamo rinfrescare adesso, ma non lo vedo come importante, no, certo. Importante. Diciamo che importanti sono invece le linee di politica delle quali abbiamo parlato prima, no? E anche quella che probabilmente metterà in atto il nuovo presidente degli Stati Uniti, Trump, perché ha riverberi anche sull'Europa, come dicevamo prima. Intanto sì, c'è un aspetto, scusa, che aggiungo. Prego. La cosa che più secondo me innervosisce gli ucraini non è questo vecchio scheletro nell'armadio, che poi è più uno scheletro di Trump che non degli ucraini, ma il fatto che loro in questo momento io me li immagino completamente spaesati nelle relazioni con la nuova amministrazione. Perché? Perché in politica estera è tutto un tessere contatti e rapporti con degli interlocutori di un certo governo. Gli ucraini da diversi anni sono in buoni rapporti con i democratici, ma i repubblicani sono un nuovo mondo e gli ucraini non hanno neanche cosa si dice di Trump così tra il popolino del mercato e del bar? No, si va dalla paura che ci svenderà Putin, perché questa paura esiste, non terrà conto dei diritti dell'Ucraina, lui è amico del signore del Cremlino, ha invece, te lo devo dire, che stanchi di queste guerre dicono ma sì che venga Trump e trovi una soluzione qualsiasi sia, anche amara per noi, ma la guerra non ci conviene più continuare a combatterla, non c'è più tanta questa fiducia di vittoria, la maggioranza. E questo mi fa fare un'ultimissima domanda, Ugo, poi avremo modo di risentirci con comodo, però la popolarità di Zelensky come sta? Come messa? Zelensky domani finisce la guerra, ha finito la sua carriera politica, sia perché è il destino di tutti quanti i presidenti in guerra, è successo a Churchill, però diciamo Zelensky comunque viene visto adesso come responsabile della disorganizzazione, cioè Zelensky non è stato un buon uomo di governo. Allora Zelensky nessuno non gli riconoscerà il gesto eroico. Io personalmente sono uno di quelli che l'ha ammirato per il fatto di essere rimasto al suo posto in un momento di grande crisi e anche a rischio della propria vita. È stato geniale nella comunicazione, su questo va detto, cioè non abbiamo mai visto un presidente di un paese in guerra obbligare tutti i paesi a tenere l'Ucraina sull'agenda e tenere l'Ucraina su tutte le testate, su tutte le prime pagine. Cioè, sarà studiata la comunicazione di Zelensky nei manuali di marketing, però l'arte del governo invece è tutt'altra cosa. Cioè Zelensky non crea un governo organizzato, cambia continuamente i ministri, c'è una continua... il cambiare ministri non è come cambiare un manager d'azienda, cioè un ministro quando arriva a gestire una cosa complessa come un ministero ha bisogno di 2 anni per capire dove si trova
e solo dopo riesce a iniziare a governare la macchina. Ma se tu lo cambi ogni 6 mesi, crei una disorganizzazione totale. Zelensky purtroppo è anche questo, e poi Zelensky aveva fatto 2 promesse elettoralmente, una dichiarata e una non dichiarata. Quella dichiarata era la guerra alla corruzione, e c'è ancora. E c'è ancora, e al di là del fatto che lui licenzi le persone, però ci sono dei clamorosi casi in cui quello corrotto viene licenziato, ma non va in galera. C'è qui il grosso scandalo che è successo del capo dei reclutatori dell'esercito nella regione di Odessa, che avrà accumulato palate di milioni, però licenziato ma lasciato libero, quindi si va a godere i soldi che ha messo da parte. Sì. Ecco, queste cose Zelensky non l'ha fatte. L'altra cosa era comunque, Zelensky è il presidente russofono, non dimentichiamoci sta cosa, cioè Zelensky, tutti quelli che l'hanno eletto sapevano che lui parlava russo, non parlava ucraino, sapevano che aveva vissuto a Mosca, sapeva che veniva da quel mondo, e questa cosa non dava fastidio, il che significa che tutto sommato più 3/4 del paese, 73% fu il suo risultato, era disponibile a una sorta di pacificazione tra Sì. russofoni e ucrainofoni. Ecco, in guerra lui ha scelto la minoranza, che è quella più accanita, è quella più, diciamo, favorevole all'atteggiamento aggressivo verso la Russia, e in qualche modo ha penalizzato quelli che sono ucraini, patrioti, ma che a casa loro parlano ancora russo. Ecco, lui non li ha rappresentati, questo è un aspetto che... Ecco, questa è una notazione molto interessante che tu fai in chiusura, ma avremo modo di risentirci. Intanto io ringrazio davvero Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, autore del libro edito da Rizzoli in Italia nel cuore di Odessa. Ugo, grazie e a presto. Grazie, saluti da Odessa, buona serata. Avete ascoltato